istruttore, un insegnante, un mister, sono un consigliere, do consigli, come ho detto prima, di campo, della vita vissuta in campo, quindi soprattutto magari agli attaccanti per smaliziarli un po', no? E quindi mi concentro su quello e poi cercare di farli divertire, che è il primo obiettivo. Perché non l'ho fatto, non lo fai più tutti i giorni, quindi quando hai la possibilità ti diverti, perché è la cosa che hai sempre fatto, che mi è sempre piaciuta, che ancora mi piace, e quindi quando non ci sarà più il sorriso magari smetterò anche di fare quello, ma penso non succederà, non succederà mai. È quello di divertirsi, fare nuove amicizie, scherzare, ridere, giocare, è un divertimento adesso, soprattutto a questa età il calcio. Può fare nuove amicizie, magari dopo un po' ti rivedi anche con altri vecchi, sono vecchi amici. Quello che sta succedendo adesso anche noi, no? Con il pad ti rivedi certi gli ex compagni e quindi è sempre una bella cosa quando succedono queste cose, quindi però a queste età si devono divertire, come hanno detto Marco, Francesco, tutti quanti. Poi il calcio c'è tempo da arrivare se fosse così, però pure il discorso di prima, il calcio non è solo Mbappé, Modric, è solo i campioni. Ci sono purtroppo, per fortuna, ci sono tante altre categorie, altri paesi, quindi il calcio è calcio, poi certo, non tutti sognano di arrivare lì, però deve essere un divertimento come prima cosa. Ma anch'io ho due bimbi e anche loro ogni tanto usano il telefono, è vero, devono giocare di più, devono divertirsi di più, devono sperimentare, conoscere cose al di fuori di uno schermo, però per esempio vivendo a Roma o vicino a Roma è un po' più difficile, perché quando una volta sotto casa avevo un prato che poteva diventare un calcio, adesso ci sono parcheggi, ci sono case, ci sono più macchine che passano, è molto più complicato, diciamo che anche questo non aiuta, soprattutto nelle grandi città. Però bisogna sforzarci un po' anche noi genitori, e io cerco di farlo e speriamo che questo messaggio arrivi un po' a tutti. Ma a me il calcio piace a prescindere, è sempre bello vedere le partite, poi c'è quella più divertente, quella meno, soprattutto quando la tua squadra non vince. Però non lo so, adesso la novità più grande è che quando io non giocavo non c'è la VAR. Su alcune cose sicuramente aiuta, io sono abbastanza favorevole, e su altre magari quando non viene richiamato, anche perché non si capiscono bene queste regole, cercano di spiegarle, ma magari andare a leggere il regolamento quando e perché deve essere richiamato, però secondo me già levare il 100%, a parte l'episodio della Juve dei gol in fuorigioco e i gol non gol, già quello secondo me è tanto.